Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live con friulitv.net. Tra qualche istante ci collegheremo con Rocchi dei Legionari, con Luca Perrino, per parlare della 4 giorni di anteprima del Festival Le Ali delle Notizie che si è conclusa oggi, in attesa poi del festival vero e proprio che inizierà nella prossima settimana. Allora lo vedo già pronto eccolo qua, Luca Perrino, buon pomeriggio e ben ritrovato Luca. Buon pomeriggio Omar e buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori. Ecco, abbiamo detto insomma che c'è stata questa anteprima delle ali delle La notizie, è verità, iniziato mercoledì e poi insomma, giusto per fare un po' di vernissage, mm, come si dice per in la gergo verità tecnico. l'anteprima continua perché questa mattina abbiamo avuto l'onore di avere ad Aquileia Giuseppe Costanza, che è l'unico sopravvissuto della strage di Capaci, che ha conversato con la giornalista Antonella Napoli. La stessa Antonella questa sera alle 21 a Staranzano presenterà il suo libro Il vestito azzurro, un regime dimenticato, il coraggio di una giornalista, mentre domani, domenica, sempre alle 21, al Castello Limonda di Sagrado, la lettura scenica Dante Alighieri alla prova della contemporaneità con l'attrice Sara Alzetta. Quindi un'anteprima che prosegue indefessa anche in questo fine settimana, in attesa, come dicevi tu, che martedì inizi il festival vero e proprio, la settima edizione del Festival del giornalismo di Leali delle Notizie, che si svolgerà appunto dal 7 all'11 di settembre a Ronchi dei Legionari. E Senti, è quindi, stata una grande anteprima perché comunque la gente ha risposto presente, abbiamo visto insomma da mercoledì a oggi e ci auguriamo anche stasera proprio per sì. chiudere il cerchio, una grande risposta di pubblico seppur la pandemia ha imposto dei limiti, no, di presenza. La pandemia ha sicuramente imposto dei limiti, le capienze sono limitate, ma non per questo non abbiamo visto che l'interesse del pubblico non ci sia stato. Teniamo anche presente che a parte l'incontro di questa sera a Staranzano, gli altri incontri si sono svolti all'aperto e alla sera inevitabilmente c'è un'escursione termica settembrina che è importante, quindi fa un po' freschetto, ecco, magari qualcuno può essere invogliato a non venire. Ma devo Certo. dire la verità che questi primi quattro appuntamenti dei 6 previsti per l'anteprima sono andati bene. Tu vedo la foto, adesso hai moderato l'incontro con il Taranto, è stata una bella presenza e soprattutto quello che a me interessa, una presenza interessata, perché puoi anche fare numeri da capogiro, ma se la gente guarda il cellulare o si alza e va via, chiacchiera o così, non raggiungi lo scopo e l'obiettivo. Anche Certo. questa mattina con Costanza i ragazzi sono stati un gran pubblico, soprattutto di studenti questa mattina ad Aquileia, molto interessati, un'ora e un quarto densa, come è stata quella che hai fatto tu con Giovanni Taranto. Certo. Senti, tra l'altro neanche a farlo apposta, no? Proprio nella serata di mercoledì, nella prima, no? Abbiamo parlato di mafia con il Sì, libro, anzi di camorra, comunque di criminalità di organizzata sul Camorra. territorio con Giovanni
Taranto, che ricordiamo che oltre ad essere una penna importante del giornalismo nazionale è anche appunto il presidente dell'osservatorio, no? Della legalità Sì, permanente a Torre Annunziata e Torre del Greco, insomma in certo. Campania. Ecco, abbiamo parlato, io gli avevo fatto una domanda abbastanza provocatoria, no? Dicendo, beh, voi con la piovra insomma siete abituati perché gira in giro, noi invece malapena sta nel tegame, però qualche tentacolo sta uscendo, si sta radicando sul territorio, no? Parlando anche della famosa isola felice, come era definito il Friuli Venezia Giulia. Manco a farlo apposta, ripetiamo, manco a farlo apposta, stamattina, proprio questione di cronaca a livello nazionale, questa sparatoria, no? In pieno centro a Trieste con diversi feriti, una banda proprio di albanesi e kosovari, diciamo radicati nel ramo operaio, non si capisce bene se nel ramo dell'edilizia o comunque sempre comunque nel ramo operativo, no? Praticamente che ha messo a ferro e fuoco Trieste con una sorta di scena da film americani, no? Questo dimostra ancora una volta che l'attenzione non bisogna abbassarla, nel senso che è dietro a casa nostra, dietro all'angolo possiamo trovare quello che nessuno pensava. Ma, come hai detto tu, fino a qualche tempo fa la nostra regione era considerata un'isola felice, ma come scrive bene la collega Luana De Francisco nel suo libro La mafia nord-est, la mafia nelle sue sfaccettature, che si chiami Camorra, che si chiami 'Ndrangheta, che si chiami Cosa Nostra, che si chiami poi magari organizzazioni malavitose legate al caporalato e allo sfruttamento Ecco, tra delle l'altro persone. Luca, scusa, queste sono proprio le prime telefoto, questa è una telefoto dell'ANSA, proprio una battuta di agenzia di questa mattina, proprio pochi minuti dopo insomma, l'avvenimento criminoso, proprio l'ANSA ha pubblicato la prima foto di quello che era accaduto a Trieste intorno alle 8. Tanto per dire, no, quello che hai detto tu, il discorso della mafia a nord-est, che qualcuno non vuol farla passare, no? Nel senso si dice no, non è vero, non esiste, e invece da diversi anni si è radicata. Chiaramente qui non viviamo ancora con episodi giornalieri di quotidiana criminalità Assolutamente. stile altre zone, però questi sono dei messaggi ben chiari. È chiaro che questi si sono mossi fra di loro, però la fortuna ha voluto, o la mano amica, come si dice in questi casi, ha evitato che persone innocenti rischiassero di passare ad altra Di vita, pass come si dice in questi casi. Certo. Ma, giustamente l'attenzione non va, tenuta bassa, anche perché, la tendenza è quella di una recrudescenza di questi fenomeni. Non è che vanno scemando, li assistiamo, non frequentemente, ma con una certa regolarità e questo ci consente di affermare che la attenzione nei confronti delle mafie o delle organizzazioni criminali e criminose non va tenuta bassa. Ecco, molte volte noi facciamo la differenza di un poliziotto, un carabiniere che fa servizio a Palermo o fa servizio a Ronchi dei Legionari. Cambia moltissimo, ma qua dobbiamo avere le orecchie drizzate perché in un attimo il Certo. Friuli Venezia Giulia può avere un'escalation di fenomeni che magari noi non ci Chiaro. aspettiamo. Ci sono molti Poi segnali, attenzione, il una cosa segnale molto del... importante, no? Permettimi Luca, una cosa molto importante da segnalare è Certo, che l'onorata società, come si dice in questi casi, non è che opera direttamente sul territorio, però come in tutte le imprese, in un certo senso, delega ad altri il lavoro, diciamo certo, così, meno onorevole per quanto riguarda la loro attività, nel senso che hanno comunque le bande delegate sul territorio, loro controllano soltanto per quello che entra a fine mese, chiaramente se sgarrano sanno già loro come operare, però questo certo. dimostra che l'onorata società insomma è un'organizzazione altro che limitata al territorio nazionale, ma è una seconda fonte di guadagno non da poco, come si dice, a livello Beh, internazionale. credo che il subappalto anche nella malavita sia una pratica, no? Usuale, non è che il grande boss viene a Trieste a regolare un conto, ha le sue ramificazioni, ha i suoi contatti, ha un'organizzazione piramidale che è ben definita e quindi a quel punto lì, quando c'è qualcosa qua che non va, manda
i suoi scagnozzi ed è fatto il lavoro. chiaro. Quindi l'importante è non abbassare la guardia, non la devono abbassare le forze dell'ordine, non la deve abbassare la magistratura, non la deve abbassare la politica, non la deve abbassare la cittadina. E poi lasciamo perdere le polemiche che ho letto su alcune dichiarazioni, se la malavita arriva dal Kosovo o arriva da Pordenone. La malavita è malavita e la commistione tra udinese e albanese, tra pordenonese e kosovaro nella malavita, non ci sono confini, no? Ci sono Certo, confini quando bisogna regolare i conti, ma quando c'è una stretta alleanza, confini non ce ne sono. Quindi chiaro. questo mi sembra, voglio dire, a me poco importa se chi ha sparato è kosovaro o albanese o italiano o di dov'è. A me importa che la vita delle persone non sia messa a repentaglio da questi fenomeni. Certo. Credo Senti, sia la cosa torniamo. più importante. Sono perfettamente d'accordo su quello che dici. Senti, torniamo invece al discorso del festival. Abbiamo detto, insomma, questa prima parte dedicata alle anteprime itineranti sul territorio del Basso Isontino o della Bisiaccaria, come si dovrebbe giustamente definire, e poi con una trasferta vicina ad Aquileia. Poi da martedì, insomma, si entra nel vivo con il Da Palatenda martedì entriamo nel a vivo. Ronchi dei Legionari, con tutto il Sì, programma, insomma, che andrà da qui fino a certo. sabato, con, tra l'altro ricordiamo sabato, il premio proprio in onore anche della collega maltese deceduta qualche anno fa, anche lei purtroppo vittima della Vittima criminalità della organizzata. criminalità. Sì, martedì entriamo nel vivo, abbiamo qualcosa come 40 incontri, oltre al Palatenda ci sono altre due location, chiamiamole così, una nella piazzetta Francesco Giuseppe, una nel giardino del Consorzio di Bonifica. Non vado ad elencarvi tutti gli appuntamenti, sono sul sito lealidelenotizie.it, ma quello che è importante invece è che è un programma intenso, realizzato con grande amore e con risorse che sono limitate rispetto ad altri rinomati appuntamenti della nostra Certo, regione, ma che ci danno un ritorno prima da parte della gente ed è importantissimo, e in secondo luogo, ma non meno importante, da parte dei nostri ospiti, che ci riconoscono una professionalità, un'organizzazione e soprattutto un'ospitalità che non è seconda a nessuno. Ne chiaro. parlavo prima proprio con Mirella Taranto, capo dell'ufficio stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. Ha detto tra gli altri che è stata veramente molto molto contenta e felice di essere stata a questo nostro festival. Certo, tra l'altro proprio queste foto, le ultime che stiamo facendo passare mentre Luca parlava, sono inerenti all'avvenimento di questa mattina, no? Incontri Questa Aquileia. mattina Antonella Napoli ha intervistato Giuseppe Costanza ad Aquileia. Antonella Napoli si occupa molto di esteri, ma arriva appunto da un percorso fatto proprio nelle indagini mafiose e criminali, ed è stato veramente un bellissimo incontro con lei. Poi il ricordo che ha fatto Giuseppe Costanza di Giovanni Falcone, soprattutto lui è stato il suo autista, ma anche di Paolo Borsellino, è stato un ricordo a dir poco commovente. Bella anche la presenza degli studenti della scuola media di Aquileia. Teniamo sempre conto con i limiti di una sala dovuti alla pandemia, ma comunque lo spessore dell'incontro è stato veramente Chiaro. significativo. Questa è una cosa importante. Senti, abbiamo detto insomma che sono stati 5 giorni veramente intensi, 5 giorni importanti che hanno dato anche un messaggio chiaro e soprattutto un progetto, quello delle ali delle notizie, che non si ferma soltanto a Ronchi dei Legionari, ma che si allarga, no? Per quanto riguarda il proprio territorio verso quella che era la patria, quella che è la culla della patria del Friuli in generale, che è Aquileia, ma tutti i comuni insomma che fanno capo al mandamento della Bisiaccaria, e non è da escludere che magari il prossimo anno ci sia anche un'ulteriore trasferta in altre zone, magari anche verso il Friuli Isontino e perché no, verso proprio il Friuli quello orientale in un certo senso. Certo,
Ma noi abbiamo desiderato fare rete con alcuni comuni. Non è facile farla con tutti, insomma, come detto prima, le risorse sono quelle che sono, ma abbiamo, stamattina ne parlavo anche con il sindaco di Aquileia, abbiamo anche gettato delle ottime basi per il domani. Abbiamo contatti con altri comuni dell'Isontino per ora che sono interessati ad avere alcuni nostri incontri. Noi ben volentieri lo facciamo perché crediamo nella rete che abbiamo instaurato con alcune associazioni culturali della nostra regione e nella rete che abbiamo instaurato con alcuni comuni e che andremo sperabilmente ad instaurare con altri comuni. Noi abbiamo le porte aperte per tutti, quindi siamo felicissimi di poter collaborare, di poter portare una parte di noi anche alle persone che magari non riescono a raggiungere Certo. Ronchi o che hanno desiderio nel proprio comune di avere un appuntamento che li possa interessare e appassionare. Ecco, ricordiamo Luca, la cosa importante per coloro che non potranno partecipare fisicamente in quel di Ronchi dei Legionari, come hai spiegato tu, anche per un discorso che il Palatenda avrà degli spazi limitati, causa, ripetiamo per l'ennesima volta, ma Certo. bisogna dirlo, e soprattutto bisogna avere anche il Green Pass per entrare, Assolutamente, il oltre... Palatenda Ecco. comunque ha 199 posti, quindi ha una buona capienza. Le due location del Piazzetto Francesco Giuseppe e del Giardino del Consorzio di Bonifica hanno 50 posti, poi lì siamo all'esterno, quindi comunque invito le persone a venire fisicamente perché la sensazione è un'altra. Per chi proprio non lo potesse fare, non ha il vaccino, non ha potuto vaccinarsi, trasmetteremo gli incontri in diretta a Facebook, cioè noi abbiamo una pagina Facebook, le ali delle notizie, abbiamo un sito, quindi ci sono tutte le informazioni anche per eventualmente prenotarsi ad un incontro e quindi avere una via prioritaria per arrivare nella Certo. sala dove andremo a fare il panel. E noi chiaramente come friulitv.net cercheremo insomma di seguire costantemente tutto quello che accade, dando la notizia e perché no, anzi con presenza fisica anche nel corso delle serate. Ci auguriamo insomma, vediamo se riusciamo a seguirle tutte per intero, però sicuramente insomma saremo presenti per dare un ulteriore messaggio informativo a tutti coloro che vogliono tenersi informati di quello che accade a Ronchi dei Legionari con le ali delle notizie. L'ho detto, è un'associazione in movimento perché non si ferma soltanto in questa occasione, ma nel corso dell'anno insomma ci sono diverse iniziative dirette e indirette in un certo senso, no Luca? Ma assolutamente sì. Posso già annunciarvi che dopo il festival non ci fermeremo perché organizzeremo il 23 ottobre una giornata dedicata alla libertà di stampa e di espressione nel ricordo di Cristina Visentini. Stiamo già buttando giù il programma e avremo tra l'altro una presenza importantissima del giornalismo d'inchiesta. Non la svelo ora per motivi organizzativi, anche perché stiamo in queste ore qua sapendo se questa persona può o non può venire, ma vi posso anticipare che è molto legata al caso Assange e quindi cercheremo di portarla a Ronchi il 23 di ottobre. Poi ci sarà un altro appuntamento con l'arte, voi sapete che anche noi abbiamo un filone arte e territorio e poi ci concentreremo sul festival che auspicabilmente ripeteremo con l'8ª edizione nel mese di giugno come era in origine per il nostro festival. Perfetto, allora Luca non resta che ringraziarti chiaramente per questo intervento e dare appuntamento ai nostri amici vicini e lontani da martedì a sabato con il festival vero e proprio dopo la fase diciamo così dell'anteprima che si chiuderà questa sera per conoscere, capire e avere la possibilità anche di far mente locale su quello che accade non solo nel proprio cortile di casa ma in tutto il mondo, isole comprese, come io dico sempre. È vero, quindi grazie a te, grazie a Friuli TV, vi aspettiamo a Ronchi dei Legionari da martedì 7 a sabato 11 settembre, speriamo che sia un buon festival come noi speriamo sempre di fare.
Grazie a Luca Perrino che Grazie a saluto voi. e ci diamo appuntamento poi nei Grazie. prossimi giorni con te. Grazie e ti Grazie. lascio al tuo lavoro. Allora, noi torniamo in Grazie. studio prima di concludere, soltanto per un veloce aggiornamento per quanto riguarda i fatti di Trieste, alcune come abbiamo già aggiornato attraverso il nostro sito, anzi 4 persone sono in condizioni critiche da codice rosso, però tutti sono fuori pericolo di vita, questi sono gli ultimi aggiornamenti. Poi ricordiamo che lunedì si terrà in prefettura il tavolo di confronto per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico per rielaborare, come si dice, un piano strategico di intervento. Gli inquirenti in questi minuti stanno ancora operando sui luoghi dove è avvenuta la sparatoria intorno alle 8 in zona di via Carducci, via San Francesco, tanto per essere nel capoluogo regionale. Tutti coloro che comunque hanno commesso i reati sono stati bloccati nel giro di breve tempo e in questo momento insomma sono in corso anche gli interrogatori per gli eventuali, anzi sicuramente gli arresti e via dicendo. Chiaramente nel corso della giornata, se avremo ulteriori notizie in merito, ve le comunicheremo attraverso la nostra pagina www.friulitv.net o altrimenti, come sempre, apriremo delle finestre informative riepilogative. Non resta che ringraziarvi, gentili amici, per la visione e l'ascolto e darvi appuntamento a più tardi per diciamo così, l'edizione normale di Friuli TV Linea Diretta, e le notizie, come detto, le potete leggere e visionare sul nostro sito www.friulitv.net. Sono le 15:30 per chi ci guarda in diretta. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.